Nota stampa della prefettura di Agrigento in relazione al continuo susseguirsi degli sbarchi sull'isola di Lampedusa che ha raggiunto finora circa 1 migliaio di presenze. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, è impegnata nell'attività di trasferimento dei migranti al fine di alleggerire l'isola dalla loro presenza. Nella giornata di ieri, 17 agosto, sono stati trasferiti 164 migranti sottoposti al tampone rinofaringeo, con esito negativo, che troveranno accoglienza in strutture del Piemonte e della Calabria. Nella giornata di oggi è previsto presso l'isola di Lampedusa l'arrivo della nave Aurelia, noleggiata dal governo per la quarantena dei migranti, su cui troveranno accoglienza circa 250 migranti. Sempre nella mattinata di domani verrà attivato a mezzo al traghetto di linea un ulteriore trasferimento di migranti negativi al tampone rinofaringeo. Massima è l'attenzione per le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica sull'isola, afferma la nota stampa della prefettura di Agrigento, essendo state impartite disposizioni finalizzate al rafforzamento dei servizi di vigilanza all'hotspot interessato dal fenomeno degli allontanamenti di alcuni migranti, resti ad osservare il regime della quarantena sanitaria. Intanto, ieri pomeriggio, grazie allo sforzo congiunto delle forze dell'ordine e del personale dell'hotspot, 15 migranti che si erano allontanati dalla struttura isolana sono stati rintracciati e ricondotti presso il suddetto centro di accoglienza.